Sono in compagnia della maestra Liliana Nadal e la prima domanda che vorrei rivolgerle è: come le è venuta l'idea di fare Pinocchio coi bambini? Abbiamo fatto una lettura attiva, perché la vera lettura, per far capire che cosa è l'opera, bisogna sviscerarla e non basta leggerla, bisogna agire e produrre. Quindi abbiamo letto Pinocchio e in seguito abbiamo cercato di interpretare gestualmente quello che succedeva e abbiamo fatto lo storyboard, e perché la vera lettura deve arrivare a una produzione. Se tu non riesci a interiorizzare la lettura attraverso una produzione, sfugge tutto, ti resta una parola, due, non ti serve. Invece la vera lettura va fatta così, deve essere tutto reinterpretato attraverso il lavoro, la manualità e il lavoro del bambino. La lettura come viene fatta adesso non è che serve al bambino, serve all'autore per farsi bello. E invece io non ho fatto scuola per farmi bella, o ho fatto le filastrocche per farmi bella, per inventare qualcosa, per esprimere il mio bip bip narcisistico, come dice Zanzotto nell'universo. Io la scuola ho fatto per insegnare ai bambini ad essere attivi e a capire le cose e non lasciare mai una parola sconosciuta. Le parole dovevano essere tutte conosciute e quindi la lettura deve essere una lettura veramente approfondita, se no è meglio collezionare libri. Bisogna che il bambino riesca ad interiorizzare quello che legge. Deve saper riprodurre prima gestualmente. Legge una cosa e poi attraverso il corpo cerca di rappresentare quello che è stato letto. Poi fa con la grafica e poi con il ritaglio e poi con i mezzi di comunicazione fino a internet, eccetera. Qual è l'utilità, secondo lei, di fare la storia di Pinocchio in forma di filastrocca? È fondamentale per la memoria. Per la memoria la miglior cosa è la filastrocca. Perché si ricordi... Perché la filastrocca è sempre stata usata anche nel passato. I bambini devono usare le filastrocche per imparare. Difatti mi ricordo tutto quello che ho imparato con le filastrocche. Io guardo il cielo, gobba ponente, luna crescente, gobba levante, luna calante. Poi il gatto matto, c'era un gatto, tutto matto, a pezzi e fiori di 7 colori. Disse un giorno il nostro gatto: or mi faccio un bel ritratto. Niente indugi, niente brighe, me lo faccio sulle righe. Riga rossa, prende una scossa. Riga arancione, gioca al pallone, fa uno scivolone, cade in un burrone. Riga gialla, salta e balla. Invano insegue una farfalla. Riga verde, il gatto perde. Riga azzurra, ai miau, sussurra. Riga indaco, va dal sindaco. Riga violetta, ci va in bicicletta, ma poi scivola in una cunetta. Pensa allora il nostro gatto: non mi va questo ritratto, queste pose su riga sola a me sembrano proprio brutte, ma proviamo un po' con tutte. E col grande arcobaleno Gatto Matto fu sereno. Carina, ma è sua questa? Questa fatta con i bambini, sì. Capito. Ma io ho fatto tutto con i bambini, sì, ho fatto io, ma con i bambini. Pinocchio, la filastrocca, l'ho fatta insieme ai bambini. Le filastrocche sono potenti perché quello che impari con le filastrocche ti resta impresso perché giochi. E nello stesso tempo per imparare. Sì. Per imparare. La più bella filastrocca è ABC, l'alfabeto è la cosa più bella per fare le filastrocche. Un gioco per esempio con la A. È arrivato un bastimento carico di A. E allora cominciamo con gli animali. Allora anatre, agnelli, insomma, ne trovi tutti praticamente gli animali. E dopo trovi le persone, trovi i fiori. L'alfabeto è meraviglioso per la creatività. E la B, che animali ci sono? Quella B? Balena, biscia, Sì, bisonte. Bisonte, la banana. No, banana, No, banana no. è frutto.
Cosa pensa che comunichi la storia di Pinocchio? Qual è il messaggio che Collodi ha voluto mandare col suo romanzo più famoso? Io non ho intenzione di fare un processo alle intenzioni di nessuno. Non mi interessa vedere cosa voleva comunicare Collodi. Lui ha scritto quest'opera ispirandosi alla realtà in cui viveva e anche alle volte forzando un po' la propria creatività in base ai bisogni, perché doveva scrivere per mangiare. Non so cosa volesse comunicare lui, non penso che avesse intenzioni pedagogiche. No, non penso che avesse intenzioni pedagogiche, è un'opera di creatività secondo me. Sì, però Pinocchio matura man mano che fa tanti errori finché Sì. dallo stato di burattino diventa bambino, Sì. ma dopo che ha fatto tanti errori, ha sbagliato tante sì. volte, Sì. quindi forse Però questa è un po' la morale, no? sì, la morale, l'etica c'è, come in tutte le fiabe, è una fiaba in fondo. E la morale è che sbagliando si impara e si arriva alla saggezza. Sono fondamentali per la formazione intellettuale dei bambini. Penso a tutte le favole che a me sono piaciute. Il lupo e l'agnello mi è piaciuto molto. Che il lupo, sai, si è rivolto all'agnello e gli ha detto: perché mi sporchi l'acqua? Ma signor lupo, lei sta in alto, come posso io sporcarle l'acqua? L'acqua va dalla sua bocca poi alla mia. Oh, ma l'hai fatto l'anno scorso. Ma io non ero nato l'anno scorso, dice l'agnello. Ah, allora è stato tuo padre. Morale della favola: i prepotenti trovano sempre una scusa per aggredire i deboli. Le volevo chiedere se si ricorda quanti anni aveva la prima volta che ha letto la storia di Collodi di Pinocchio e che impressione, se si ricorda, ha avuto quella prima volta che l'ha letto. A me l'ha letto la maestra una pagina al giorno, una cosa meravigliosa. Noi aspettavamo che arrivasse il momento di Pinocchio. Era una cosa meravigliosa. È stato bellissimo. Lei era alle scuole elementari? Elementari, sì, sì. Alle scuole elementari la maestra ci leggeva alla fine della giornata come Come la premio? pagina di Pinocchio. E noi eravamo là ad aspettare perché l'abbiamo gustato veramente, ma proprio passo per passo, perché non avevamo tanti libri a casa. E dopo il libro l'ho preso dalle suore, ce l'ho ancora qui, perché non l'ho mai restituito. È un'edizione vecchissima e non l'ho più restituito alle suore e ce l'ho ancora qui. Vabbè, non diciamolo un'altra volta. Vabbè. Dunque siamo a fine agosto del 2012 Sì. e esattamente 18 anni fa noi due stavamo Sì. finendo di realizzare il cartone animato Le avventure di Pinocchio Sì. che ha scritto lei. Che ricordo ha di quell'anno e qualcosa che abbiamo lavorato insieme in quello studio lì a Telejolly? Cosa si ricorda? Mi ricordo il freddo, specialmente quando il caldo no, non me lo ricordo. Il caldo dovrebbe ricordarselo perché lì c'era una puzza incredibile di Sì, gomme. di gomme e dopo c'erano di le zanzare, automobili. le zanzare. Ma peggio nella lavorazione il freddo. C'era anche una stufetta, abbiamo rischiato di bruciare, no? Di bruciare lo studio. C'erano i fili arrotolati, si sono surriscaldati e hanno preso fuoco. Ah, non me lo ricordavo questo. Sì, si sono surriscaldati e... Comunque ricordo che ha, diciamo, più chiaro su quell'anno di lavoro sì, a il Telejolly freddo, è stato perché il freddo. avevo la faccia che mi bruciava sotto Le lampade le lampade calde. e i piedi con i geloni al freddo. Quindi E questo- tu, bello, dentro, in regia, eri Sì. al caldo tu. Ma non sempre, ogni tanto l'aiutavo, dai. Sì, sì. L'aiutavo. L'altra cosa che volevo chiedere, sempre riguardo la realizzazione, diciamo, povera, se avessimo avuto mezzi e tempo maggiori, come avrebbe voluto lei realizzare Pinocchio? A me è bastato far vedere che si poteva muovere. E la produzione poteva andare anche in TV, poteva andare in internet. Se lei potesse cambiare in parte la storia di Collodi, cosa cambierebbe o cosa aggiungerebbe? Cioè, quello che ha scritto Collodi le piace così com'è? Il cartone animato è fedelissimo? Oppure ha messo qualcosa di suo nella storia? O avrebbe voluto cambiare qualcosa? Io ho cercato di essere il più fedele possibile, perché la lettura va fatta così. Non va discusso, perché discutono l'autore
poi lo interpretano in una maniera. Questa è una lettura di Pinocchio attiva. Purtroppo ho lasciato fuori delle parti, 3-4 punti importanti. Quando Pinocchio sfugge all'uomo verde, ho lasciato fuori che incontra un uomo, chiedeva l'elemosina, eccetera. E poi ho lasciato fuori il merlo, ho lasciato fuori 3-4 cose. Non è che sì, alcune cose sono state tralasciate, però è una lettura puntuale questa. Fedele, anche se così breve e concisa. No, è la lettura. Questa è una lettura di Pinocchio, puntuale, senza interpretazioni personali. Ho cercato di far leggere ai bambini Pinocchio, no? Di discutere su Pinocchio, che fanno tutte le discussioni, e dopo ho visto i Pinocchi che hanno fatto anche Benigni, eccetera, però sono delle interpretazioni e anche molto lacunose, per esempio quella di Benigni, e anche sbagliate, sì, perché fanno delle cose che non ci sono nel testo. Il fatto di aver realizzato, oltre alla versione in italiano, quella in dialetto veneto, perché l'ha voluta realizzare? Secondo lei, perché Pinocchio in dialetto veneto? L'anima è veneta, perché io l'italiano ho imparato a parlare quando sono venuta a Conegliano. Perché lei di dov'è, maestra? Sono di Orsago. Io dovevo tradurre in italiano perché parlavo bene il mio dialetto, mi trovavo bene col dialetto proprio, perché è espressivo, perché è attaccato alla terra, perché è vero. Il dialetto va conservato, non so in quale maniera così, ma localmente ognuno dovrebbe conservare il proprio dialetto per ritornare alle radici, perché senza radici non costruisci niente, costruisci cose stupide e basta. Invece la verità affonda le radici dove sei nato, quello che hai assunto proprio, i primi anni di vita, quello che hai vissuto. È là la verità, non in tutte le chiacchiere che fanno nel mondo. Ne fanno tante, quanto chiacchierano. Io in una poesia che ho scritto, in Magma, ho scritto: le bocche deformate dal dire. Tutti dicono destra, di sinistra, tutti esprimono e non risolvono niente. Quindi diciamo che questa sua versione in dialetto è della zona, diciamo, destra Piave, se vogliamo dividere il Veneto. Dai Belumat, che viene dai Belumat, che segue il corso del Piave e dell'Ivenza. Io la chiamo il paradiso nord-estre. I paradisi del mondo sono sempre fra due fiumi. Si dice che stia nato il paradiso terrestre fra il Tigri e l'Eufrate, no? Mesopotamia. E noi abbiamo una Mesopotamia che va dal Piave all'Ivenza. Questa è, secondo me, è la Mesopotamia in cui ho vissuto. L'ho chiamato il paradiso nord-estre, non il paradiso terrestre, il paradiso nord-estre. Del nord-est, insomma. Sì, e la lingua è quella di Belumata anche. Un po' del Veneto alto, insomma. Sì, Veneto, che viene giù per Vittorio Veneto, Sacile, e va giù fino a Mota. Di Vivenza, quindi il nord-est del Veneto. Sì. Diciamo così. Questo dialetto è abbastanza comprensibile. Anche per un trevigiano, un veneziano, insomma. Sì, appunto è il dialetto dei Belumata. Ok. Pinocchio, dopo 1000 peripezie, dopo le bugie che racconta, le avventure, finalmente alla fine diventa ragazzo. Sì. Ma sarà un ragazzo buono? Chi ce lo dice? Ma sono tutte le supposizioni. Io ho letto il libro e non faccio supposizioni. Purtroppo i ragazzi buoni ci sono e non ci sono. Non si sa se sono buoni del tutto o un po' buoni e un po' cattivi. Un bravo ragazzo. Chissà se è proprio un bravo ragazzo. Sì. Quindi è un finale un po' aperto quello della storia di Pinocchio. Sì. Il ragazzo, un bravo ragazzo, ma... È diventato un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo, ma... Però non quando si sa. Crescerà... Non si sa. No, perché io ho visto di quelli che sembravano buoni, che hanno fatto delle cavolate enormi, di quelli che sembravano cattivi, che sono stati bravi. No. Non si può dire. Non si può dire, no, perché il mondo riserva di quelle sorprese. Tu hai una gran fiducia in una persona e dopo quella persona
in quello che facciamo. Ci sono dei limiti enormi. Io riconosco questo nella vita, i limiti. Abbiamo tutti dei grandi limiti e abbiamo tutti bisogno, sai di cosa? Di pietà. Tutti hanno bisogno di essere capiti, di essere aiutati a vivere, perché siamo in un mondo così. Sai che mondo è? È un mondo in cui ci sono gli uragani, in cui ci sono i terremoti, in cui ci sono le disgrazie. È un mondo in cui si muore, benedetto, e abbiamo bisogno solo di aiutarci a vivere, non di lottare gli uni contro gli altri. Siamo un'umanità unica, piena di errori e ci sono valori da una parte e dall'altra e disvalori in tutti, perché tutti abbiamo del bene e del male. Cosa vuoi? Bisogna aiutarsi a vivere questi 4 giorni. Che si sta a sto mondo. Sì, senza farsi del male, ecco. Mio nonno diceva, mi ha lasciato per testamento, male non fare, paura non avere. Bisogna andare a letto senza aver fatto del male a nessuno, hai capito? Quello è l'unica cosa, e cercando di non fare del male, perché purtroppo lo fai, perché parli a vanvera, per esempio io parlo a vanvera, parlando fai del male perché dici delle cose che offendono intimamente le persone e non sai dove vanno a finire le parole.